Siamo con l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Claudio Cattaruzza, e domani, il 7 febbraio, si inaugura una delle mostre importanti dell'anno per il comune, Dalla natura al segno a Ribertoia, nel centenario della nascita dell'artista di San Lorenzo di Arzene. Sentiamo una riflessione da parte dell'assessore. Beh, nel 2009 il comune di Pordenone insieme alla provincia e il comune di Arzene aveva già tributato un grosso omaggio a Ribertoia con una mostra importante. Noi quest'anno, in occasione appunto del centenario della nascita, vogliamo tributare un ulteriore omaggio creando un percorso didattico diverso che metta a disposizione di tutti la sapienza, l'abilità e l'estro artistico di questo grande friulano che è forse molto più conosciuto a livello internazionale che non a casa propria, come ahimè spesso accade. Quindi con questo abbiamo voluto sottolineare anche l'importanza di questo avvenimento. Precedentemente c'è stata la titolazione dello spazio espositivo proprio ad Arri Bertoia e quindi questo è il naturale complemento che andiamo a svolgere, a fare per rendere omaggio, come dicevo, a un grande friulano. Ecco, sappiamo che il comune di Pordenone da sempre è molto attento alla cultura e tutto quanto ruota attorno a questo settore. C'è qualche altra iniziativa, qualche anticipazione che ci può fare, Assessore? Ma c'è, dopo la mostra, dopo che si concluderà la mostra di Arri Bertoia, intanto ci tengo a dire che questa mostra poi andrà a Milano in occasione, nel fuorisalone, in occasione del Salone del Mobile, perché un centenario è un avvenimento importante anche per chi, in qualche modo, per i partner con cui Arri Bertoia ha collaborato in questi anni e quindi la CNOL, nel suo showroom milanese, farà proprio un appendice della mostra nostra e c'è anche un'opportunità che questa parte di questa mostra vada poi in altre sezioni all'estero, anche in città capitali europee, non solo europee importanti. Dopo la mostra di Arri Bertoia ci sarà una mostra dedicata al fotografo artista Roberto Custerle che ci permetterà di tutt'altra tematica, che ci permetterà di addentrarci tra i misteri dell'arte, del corpo, della natura, della materia e quindi per lasciare un po' di suspense per chi non conoscesse l'opera di Custerle anticipo solo questo, ma ecco questa sarà la mostra che qui faremo successivamente a quella di Arri Bertoia.